Sulla questione autonomia è intervenuto Agostino Bonomo, presidente della Confartigianato Vicenza, da una città che con percentuali bulgare si è espressa per il sì. Dichiara: ci aspettavamo più rispetto, invece continua, ci ritroviamo anche con un ministro che non è veneto e non prende a cuore gli interessi di una regione. Noi sappiamo già come la pensa il PD, che fa parte della coalizione giallo-rossa, e avevamo già firmato un protocollo d'intesa con il sottosegretario Bressa alla fine della legislatura. E poi abbiamo un ministro che si è incontrato con il presidente Zaia qualche giorno fa e che ha dato alcune speranze, ma sicuramente queste verranno valutate e sappiamo comunque che il percorso è assolutamente complesso. Solo che il neoministro per gli affari regionali Fabrizio Boccia è partito per dire al governatore Luca Zaia che le autonomie si possono fare, ma con un meccanismo completamente diverso rispetto a quello finora ipotizzato. La strada che Boccia vuole seguire è questa. Prima bisogna definire i livelli essenziali di prestazione in modo da portare tutte le regioni sullo stesso piano. Solo dopo possono scattare i premi per le regioni più virtuose, idea che non piace assolutamente al presidente Bonomo. La speranza comunque è l'ultima a morire e vorremmo sicuramente che questo obiettivo fosse portato a casa proprio per il largo consenso che ha avuto la richiesta fatta nel referendum, che aveva visto il 98% di consensi positivi.